successo? Raccontiamo un po' in breve la vicenda accaduta ad Arzignano, giusto? Sì. Che è stata scoperta questa maxi evasione da parte di un imprenditore. Allora, intanto i titoli dei giornali non li fanno i giornalisti, li fanno, non sono i giornalisti che intervistano interessati, perché appunto era un monumento all'imprenditore, non era un monumento All'evasione, ed è un'altra cosa. Purtroppo uno dei problemi dello Stato italiano è che imprenditore ed evasore sono dei sinonimi. I imprenditori sono visti come dei farabutti, quando in realtà il punto della nostra iniziativa era viviamo nello Stato con le tasse più alte al mondo, i servizi diventano sempre di più come l'Albania e dopo le nostre imprese devono andare a competere con l'India e con la Cina. Cioè bisogna essere degli eroi a tirare avanti questi momenti di crisi, e quindi quello era lo spunto del monumento. Dunque, non per difendere i giornalisti, perché non ce n'è bisogno. No, ma chi non mi ce ha n'è bisogno. intervistato Però mi faccia capire, Pizzati, voi avete però preso spunto, no? No, cioè i giornalisti che ci hanno intervistato hanno riportato correttamente. I titoli erano per fare scoop, perché se metti il titolo... Perché poi voi siete andati anche da Gad Lerner, siete stati anche intervistati da Gad Lerner. Sì, poi c'era le 7, mercoledì c'è Matrix... Insomma, c'erano un po' tutti, sì. però lo spunto di questa cosa nasce... Sì, lo spunto nasce da questo, non è un'apologia all'evasione, cioè è giusto che ci siano controlli ed è giusto che chi non sta alle regole paghi una multa. Quello che abbiamo trovato ingiusto è stato il circo mediatico si è formato attorno a questo, che ha accusato le valli dell'Agno e del Chiampo, da dove provengo, di essere la capitale all'evasione. Questo non è assolutamente vero, perché andando a guardare i dati dell'Agenzia delle Entrate si vede che in Veneto l'evasione fiscale è tra le più basse d'Italia. Nel Veneto c'è un 20% di evasione, la media italiana è quasi il 30%, è la più alta in Europa assieme alla Grecia. Quindi era una difesa alle tante imprese, tanti imprenditori, a tutte quelle attività commerciali e imprenditoriali che ci sono nel tessuto industriale del nostro territorio, che sono in regola, che pagano le tasse, fanno una gran fatica, e non era assolutamente giusto denigrarle in questa maniera. Appunto Gad Lerner, quando ero ospite, Cioè lei dice praticamente hanno scoperto questa evasione. Sì. Nel settore e da lì si è, come dire, creato il sillogismo: siccome uno evade, evadono tutti. Sì. Giusto? È questa la storia. Anche come dimensioni, sì, è giusto, insomma, ci siano stati i controlli, tutti gli altri imprenditori della zona erano anche contenti che chi evadeva fosse stato segnalato. Mascherato. Sì, perché logicamente crea anche un problema di competitività col resto. Quello non era assolutamente giusto, era denigrare l'intero settore e farlo passare come la capitale dell'evasione, cioè è il luogo dove si paga mediamente più tasse del resto d'Italia, e in più dopo agli occhi dei media veniva passato come quelli che non pagano le tasse, e addirittura alcuni a trarre le conclusioni che le ragioni per cui il Veneto in tutti questi anni si è arricchito è perché si evadevano, si pagava le tasse, quando in realtà in Veneto c'è un'evasione fiscale simile a quella svedese e a quella danese, mentre in altre regioni d'Italia l'evasione è quasi totale, in Calabria si arriva al 90%, tanto per dire. Vabbè, mi sembrava giusto, Roman,